mattina ed è finito il latte. Ok, mi sono svegliata letteralmente 5 minuti fa. Ho cercato di finire il più possibile le cose da mangiare e adesso sono rimasta con soltanto i fiocchi d'avena per la colazione e con i fiocchi d'avena mi faccio il porridge, quindi il latte mi serve. Quindi lunedì mattina andiamo a comprare il latte. Sveglia, prova. Già che c'ero ho preso anche un ciuffo di bietola. Vado a fare il porridge. Ciao! Ciao a tutti, siamo in piazza San Marco. La mattinata è trascorsa tranquillamente facendo le valigie. Adesso è praticamente tutto pronto. Partiamo domani mattina. Io ho ancora dei libri da restituire all'università. Devo andare dall'altra parte della città, però ho deciso di fermarmi qui con il vaporetto, di arrivare qui, perché in questo modo posso farvi vedere quanta gente c'è in queste strade. Farò le riprese un po' con una mano sola, spero di riuscire a fare delle riprese decenti e... Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Questo cane lo conosco, si chiama Cimo? Oddio, è così vecchino. Ciao.
vicino dietro di me. Sono felice di aver passato insieme questi ultimi momenti veneziani. Fatemi sapere se anche voi visitate Venezia, lasciatemelo scritto nei commenti anche qui sotto al video o su Instagram, Facebook. Fatemi sapere le vostre impressioni su Venezia. Questa è la mia ultima sera qui, quindi adesso raggiungo mio marito. Domani parto, è proprio il caso di dire al prossimo viaggio.